È chiaro che Irene Veneziano ama la musica più del mettersi in mostra e reca nel suo elegante modo di suonare un gradito soffio di modestia, cultura, fascino, raffinatezza, poesia e oserei dire una sensibilità tutta femminile. Nata nel 1985, Irene si è diplomata in pianoforte con 10 lode e menzione all'Istituto Musicale Pareggiato Giacomo Puccino di Gallarate con il maestro Neri. Nel 2008 ha ottenuto il diploma accademico di secondo livello a Giuseppe Verdi di Milano con maestro Da Ponti con 110 su 110 lode e menzioni. Il diploma di musica da camera con master, menzione di merito presso l'Accademia Internazionale di Imola, il diploma del corso di perfezionamento pianistico presso l'Accademia di Santa Cecilia di Roma con il maestro Perticaroli con 10 lode. È stata inoltre assegnata la borsa di studio di Gisinopoli 2008 per il miglior diplomato dell'Accademia, consegnatole dal Presidente della Repubblica al Quirinale. Nel 2009 ha infine conseguito il diploma di didattica della musica a Milano. Ha vinto una trentina di concorsi pianistici nazionali ed internazionali, ricevendo spesso premi speciali. È risultata semifinalista al prestigiosissimo 16° International Piano Competition Frédéric Chopin di Varsavia del 2010. Tra gli ultimi premi il Prix Jean Claustre al concorso Les Jeux du Piano di Ginevra, il secondo premio al B&B International Piano Competition di New York 2009, il premio Casello al premio Venezia. Ha suonato 2 volte per il canale Espace 2 della radio Suisse Romande a Ginevra e per la trasmissione Il Pianista su Radio Classica. È stata intervistata da diverse radio, Punto Radio, MV Radio, Blu Radio, RSI, Riviste Lombardia Oggi, Vive Lombardia, Suonare News, Nuove Dissonanze, il giornale della musica e televisione, Azzurra TV, Teleetere. Svolge intensa attività concertistica sia in Italia che all'estero, suonando per importanti associazioni e festival, tra questi Me, To, Settembre Musica, Società dei Concerti di Milano, Teatro Alighieri di Ravenna, Festival des Essers d'Auteuil e Festival en Salcortot di Parigi, Eilat Chamber Music Festival in Israele, Venium Festival di Gstad, Société des Arts di Ginevra e in altri importanti festival a Tunisi, Hanoi, Tirana, Seul, Singapore, Varsavia, Amman, Parc du Roica, Los Angeles, Freiburg, Saint-Rique, New York, Ottawa. Nel gennaio 2011 ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano, in un concerto cameristico con alcune delle prime parti dell'orchestra del teatro, riscuotendo un notevolissimo successo di pubblico e di critica. Suona in duo stabilmente con i rinomati flautisti Andrea Oliva, Matteo Evangelisti e Andrea Griminelli, con il primo fagotto del Teatro alla Scala Valentino Zucchiati e con il violinista del Teatro alla Scala Daniele Pascoletti. Viene regolarmente chiamata a collaborare in masterclass di flauto traverso da importanti maestri come Davide Formisano, Glauco Cambursano, Maurizio Valentini, William Bennett, Bruno Calallo e Gerard. È stata docente di pianoforte presso i corsi internazionali di musica di Cutigliano 2011 ed è stata chiamata in giuria al concorso Insieme per suonare, cantare e danzare di Omegna 2011.